La difficile situazione del traffico cittadino a Rapallo, accentuata dai cantieri aperti, in coda anche i mezzi a due ruote, l'invito del Comune ad utilizzare il meno possibile l'automobile. A Mezzanico sono state presentate le possibilità di turismo sostenibile contenuto nel piano di sviluppo rurale, ancora incerto il termine di apertura dei bandi che potrebbero essere aperti a settembre. Nozzarego come un piccolo eremo dove venerare Nostra Signora del Carmine, rinnovati i festeggiamenti in onore della patrona e presentati i lavori di consolidamento del campanile della chiesa. Un intreccio di espressioni artistiche legate dalla lingua genovese, lo spettacolo Liguritudine ha riscosso interesse e applausi in Piazza Fenice a Chiavari. Va a Sori la vittoria finale nell'edizione 2018 di Fontanabuona senza frontiera. A Ferrara si sono date battaglia a 16 squadre contribuendo a raccogliere 2.500 euro per asili e Croce Rossa. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura i problemi del traffico cittadino a Rapallo dopo una giornata nera vissuta lunedì scorso, complice l'allerta meteo, un mezzo di ATP in avaria. Siamo tornati a tastare il polso di chi quotidianamente deve fare i conti con lunghe code e difficoltà negli spostamenti. I momenti più critici sono le prime ore del mattino e nella parte centrale del pomeriggio. Dall'amministrazione l'invito ad utilizzare i mezzi pubblici. Qual è la situazione? La situazione è molto difficile, specialmente con la passeggiata chiusa, risentiamo tantissimo, c'è un traffico che è intenso molto, soprattutto dalle 4:30-5 del pomeriggio in avanti e la mattina dalle 8 alle 9-9:30 come fasce di punta, diciamo, di traffico. Trovate delle alternative, delle soluzioni? No, perché purtroppo alternative non ci sono, perché purtroppo le strade sono queste a Rapallo e le uniche alternative che abbiamo trovato erano quelle dei bus che non andavano giù a Santa, però continuano a passare perché comunque ci sono alcuni bus che hanno la lista bianca, sono la white list e quindi possono comunque passare e contribuiscono ad aumentare il traffico. Disagi soprattutto nelle ore di punta, perché sia al mattino che poi verso mezzogiorno, 12:30, si forma un caos, è una cosa allucinante. Proprio, tra l'altro, quando piove non ne dico, ancora peggio. Quando piove ancora peggio perché tutti usano poi la macchina e chiaramente dire che c'è anche via Milano, via Torino, ma perché questa qua, essendo l'arteria principale che ti porta all'autostrada, e allora si sviluppa tutto qua. Anche moto è difficile trovare parcheggio in auto e il traffico è sempre, soprattutto su queste due vie principali, abbastanza difficile. Lei è di Rapallo? Sì, oramai potrei dire di sì. E si muove principalmente in moto? In moto, sì, esattamente, ed è anche abbastanza difficile negli orari di punta muoversi in moto. Anche qui cerchiamo di farli lavorare di notte, di evitare weekend e momenti più trafficati, però i lavori sono tanti e la gente anche deve abituarsi a lasciare il più possibile la macchina a casa, perché non sono lavori che termineranno in un mese o in 2 mesi. E dal traffico veicolare a quello ferroviario, a 2 settimane dall'avvio dei cantieri nella Galleria San Martino si è riunito un tavolo tecnico dei pendolari del Levante per analizzare l'andamento del servizio ferroviario sulla tratta Genova-La Spezia. È emersa la necessità di effettuare alcune modifiche per garantire il maggior numero di treni, vista l'elevata presenza di viaggiatori sulla linea. Rete Ferroviaria Italiana si è impegnata a garantire un servizio migliore. Le variazioni saranno programmate a partire dal 2 agosto e comunicate anticipatamente ai comitati dei pendolari. I lavori termineranno il 2 di settembre. Sono stati illustrati in comune a Mezzanego i bandi inseriti nel piano di sviluppo rurale riguardanti progetti di turismo sostenibile. Si tratta di possibilità di sviluppo e innovazione delle filiere, dei sistemi produttivi locali, di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali. Al momento non si conosce ancora la data di apertura dei bandi, che potrebbe essere a settembre. Sentiamo. In cosa consistono questi bandi? Allora, innanzitutto noi abbiamo iniziato in questo periodo un ritorno sul territorio per una serie di incontri per presentare tutta la serie di bandi che erano legati alla nostra strategia di sviluppo. Noi abbiamo fatto già un'indagine all'epoca della stesura della strategia nel 2015 con un'altra serie di incontri e
grazie a questi incontri abbiamo poi sviluppato una strategia di sviluppo sul territorio che diciamo così, mira su un filo conduttore dei 25 comuni che vanno da Isola del Cantone a Moneglia, che è quello della creazione di un comprensorio d'oro. E intorno a questo filo conduttore abbiamo costruito tutta una serie di bandi che vanno sia sulle strutture ricettive, quindi sul turismo sostenibile, sia sulle filiere delle produttive, quindi su una serie di filiere che possono essere quella delle nocciole, del latte, della rosa, eccetera, e anche sulla valorizzazione dei beni naturali ed ambientali del territorio. Per adesso avete avuto una buona risposta comunque? Allora, noi abbiamo avuto una buona risposta dal punto di vista dell'interesse delle persone. Noi oggi ci troviamo in un incontro a Mezzanego dove, devo dire la verità, la Val d'Alto risponde sempre molto bene, in particolare Mezzanego risponde sempre molto bene a queste serie di incontri. Noi li abbiamo fatti pur non sapendo e conoscendo ancora la data esatta in cui li potremo aprire. Auspicabilmente prevediamo un'apertura da settembre in poi, quindi ogni momento può essere quello utile e abbiamo ritenuto necessario riprendere il contatto con il territorio appunto per informarli quali sono i bandi, un po' per rinfrescare la memoria su quali possono essere i bandi che possono interessare le persone che sino ad oggi ci hanno seguito. Nel 2015 c'erano determinate esigenze, non è detto che oggi si rispecchino quelle stesse esigenze, quindi noi riteniamo opportuno che sia utile fare questo giro di incontri anche appunto per verificare, tastare un po' con mano se la nostra strategia ha sempre gli stessi obiettivi oppure deve ridimensionare un pochettino il tiro. In tema di prodotti locali entra nel vivo la stagione olivicola, vediamo sul nostro sito tutte le novità per quanto riguarda gli attacchi della mosca olearia. Nelle zone costiere si è conclusa la fase di indurimento del nocciolo e le olive risultano suscettibili di attacchi dell'insetto. L'attività è in aumento, tuttavia al momento si consiglia di rimandare l'intervento con prodotti larvicidi alla prossima settimana. Analogo consiglio vale per le zone del primo entroterra dove la fase di indurimento del nocciolo è appena iniziata. Nelle zone di entroterra, ovvero Val Graveglia e Val Fontanabuona, le olive non risultano ancora suscettibili dagli attacchi della mosca. Per gli olivicoltori appartenenti a queste zone interessati ad attivare metodi di lotta preventivi è il momento di distribuire i prodotti o installare le trappole per la cattura massale. La pagina diocesana ora, tra le comunità che festeggiano come patrona Nostra Signora del Carmine anche quella di Nozzarego a Santa Margherita Ligure. Nel giorno della festa la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo diocesano. È stata l'occasione per fare il punto degli interventi di restauro del campanile della chiesa. La parrocchia di Nozzarego a Santa Margherita Ligure, per collocazione territoriale e per il progressivo decremento degli abitanti e residenti, ha assunto negli anni sempre più la connotazione di santuario mariano, meta di fedeli, turisti e pellegrini che frequentano questa chiesa come luogo di appartenenza. Tornare ad un luogo caro alla memoria familiare, alla memoria di particolari eventi della vita che qui si sono svolti, che qui si sono consumati e che magari, perché no, hanno trovato in questo santuario anche un loro dispiegamento, una loro soluzione. Un piccolo eremo simile a quello del Monte Carmelo, dove si ritirò una piccola comunità orante per contemplare la beltà e gli orizzonti nuovi che questo sito offriva loro. Il richiamo è stato fatto dal vescovo Alberto Tanasini, che nel giorno della festa patronale ha presieduto la Santa Messa. La realtà percepita attraverso la bellezza ci porta sempre in alto, ha detto il vescovo. Per la comunità di Nozzarego la festa è stata anche occasione per fare il punto dei lavori di consolidamento del campanile della chiesa. L'intervento, particolare e articolato, è iniziato con il consolidamento delle fondamenta. Sono state fatte delle piccole perforazioni in attraversamento della fondazione fino a raggiungere la quota d'imposta della stessa e sono state iniettate delle resine molto particolari che hanno caratteristiche di spanne in un tempo estremamente rapido, con elevate pressioni e consentono in questo caso un controllo assoluto della reazione che la resina ha nel terreno e del comportamento terreno-struttura. Finita questa fase faremo una palificazione un po' più a valle, a una distanza tale che non generi delle vibrazioni sul campanile, e questo avrà lo scopo di tutelarci, oltre che dagli spostamenti verticali del campanile, anche da un possibile movimento del pendio verso valle. A questa fase ne seguirà un'altra con il restauro architettonico della torre campanaria. L'intervento sarà quello del restauro monumentale delle superfici e anche della copertura, di tutte le parti dove è possibile appunto averci delle cause di degrado come sono adesso in essere nelle zone di collegamento con la chiesa, nelle zone al di sopra della cella campanaria e a livello di copertura.
La comunità di Sant'Anna a Rapallo festeggia il 50° anniversario dall'istituzione. Il 26 luglio 1968 il vescovo Maverna, con una lettera indirizzata a sacerdoti e residenti del quartiere, sottolineava l'urgenza di erigere una nuova parrocchia per provvedere al bene delle anime di questa zona della città. In occasione di questa lieta ricorrenza, domenica prossima, 22 luglio, la Santa Messa delle 11 sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1. Al termine della liturgia il cardinale Bagnasco scoprirà in fondo alla chiesa una targa marmorea che riporta la data di istituzione della parrocchia e della dedicazione della chiesa, per poi inaugurare nei locali parrocchiali una mostra fotografica sul 50° curata da Alessandra Rotta. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico sino al 29 luglio. La celebrazione apre di fatti i festeggiamenti in onore della santa titolare Sant'Anna. Da lunedì prossimo, infatti, inizierà il triduo di preparazione alla festa. Diverse espressioni artistiche accomunate dalla stessa lingua, il genovese. È stato questo il canovaccio di Liguritudine, lo spettacolo multimediale con testi di Roberto Frugone e Andreina Solari, canzoni e musiche originali, allestimento e regia della compagnia Scena Madre. È andato in scena nei giorni scorsi in Piazza Fenice a Chiavari. Com'è andata nel preparare la serata? È andata bene, è stata una bella sfida mettere insieme tanti linguaggi, quindi la musica, la poesia, il teatro, e fare in modo che queste tre cose andassero d'accordo e non si coprissero, non si disturbassero l'una con l'altra. È stato per noi interessante, anche una bella sfida, penso anche per i ragazzi che li abbia dato qualcosa, arricchiti in qualche modo. Quanto è importante ancora oggi valorizzare il dialetto? Che sono le nostre origini, e quindi direi che ha una valenza molto alta questo di tornare un attimino a capire chi siamo, da dove veniamo. Poi è la storia dei nostri padri, dei nostri, diciamo, dei liguri che hanno navigato, sono andati in tutto il mondo, hanno portato altre parole di altre lingue che sono state poi unite al nostro dialetto, e quindi si è arricchito e possiamo dire di avere una lingua veramente, veramente importante. Che abbiamo cercato di metterlo in gioco in una forma di spettacolo più moderna possibile, che integrasse diverse forme d'arte, cioè le canzoni, i testi recitati, le coreografie mentre noi suoniamo le canzoni, e poi la presenza dei video di sfondo che documentano, e poi i sottotitoli che aiutano l'accessibilità di questo spettacolo anche per chi lo guarda. Com'è andata sul palco? Bene, direi di sì. I primi feedback, i primi commenti sono tutti positivi, e sembra che gli impegni che abbiamo messo in questa opera stiano fruttando, diciamo, ecco, siamo soddisfatti. Quello che voleva passare è un po' il fatto che anche noi ci sentiamo appartenenti alla cultura, nonostante dicano che i giovani siano slegati, siano fuori, invece questo incontro con la cultura è stato bello, e abbiamo lavorato e si spera di continuare sempre in meglio. Il professor Massimo Bacigalupo è stato insignito del riconoscimento Rappallino d'Oro 2018 assegnato dall'associazione Liguri Antighi i Rappallin. Il premiato ha deciso di devolvere l'assegno di 2.500 euro ricevuto insieme all'onorificenza alla locale sezione della comunità di Sant'Egidio. Vediamo la notizia sul nostro sito. Ora suoniamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie e lo sport. Sommersi e non salvati, questo è il titolo di Avvenire. Una motovedetta avrebbe preso 158 migranti, ma non tutti. L'Open Arms trova i cadaveri e una sopravvissuta. La ONG accusa i libici, lasciati morire una donna e un bimbo, ma il Viminale dice è una notizia falsa. Il ministro dell'economia tria flat tax se si può, Di Maio invece antibanche, il vice premier arroganti devono pagarle, il ministro dell'economia si dimostra realista sulla spesa. Accordi commerciali tra Unione Europea e Giappone contro i dazi degli Stati Uniti, e poi colpo al clan Casamonica, 37 gli arresti, usura e droga, le attività di questo clan. Rapporto dell'ISPRA, consumo di suolo, ogni 2 ore nel mondo viene asfaltata un'area grande come Piazza Navona. Ma veniamo
Alla pagina di Cattolica, l'Unitalsi alla scuola della Santa Famiglia, dalla Terra Santa all'Egitto, il pellegrinaggio ecumenico nel segno dell'incontro, a guidare il gruppo il vescovo Fumagalli, camminare insieme è possibile, l'abbraccio col patriarca Tuardors, dice appunto siamo una terra benedetta da Dio. Veniamo al secolo XIX, disoccupati si cambia, niente più sussidio per chi rifiuta un lavoro, piano pensioni oltre i 4.000 euro, tagli fino al 50% agli ex super manager. Scattate le nuove regole, l'analisi di Alberto Mingardi, così l'esecutivo vuole ringraziarsi i produttori. E poi la tragedia in mare, migranti, scontro ONG Viminale. Rai, grillini chiamano Mr. Google Italia per il vertice, l'amministratore delegato potrebbe essere Fabio Vaccarono. E poi ancora Cesena, la procura chiede 15 punti e Lentella potrebbe rivedere la Serie B. Lavagna, la patrona in processione tra sacchi di rifiuti, vediamo all'interno nelle pagine del Levante, rifiuti per strada lungo il percorso della processione Sdegno a Lavagna, cassonetti pieni di spazzatura e terra in via Nuova Italia, vediamo la foto scattata appunto dal secolo XIX, palco delle autorità vuoto e gonfalone portato senza divisa, la replica del comune abbiamo fatto pulire intorno a mezzogiorno, è stato sporcato dopo. Ancora dal secolo XIX, parco e aree contigue, la regione ritiri la delibera sui confini, contro questa delibera del 13 di luglio arriva anche il Partito Democratico, Luca Garibaldi che dice se c'è stato un disguido si provveda, ma Oggeri di Legambiente mantenere le zone cuscinetto. Gli aggiornamenti di cronaca arrivano dai Carabinieri, vediamo appunto le ultime notizie. I Carabinieri di Sestri Levante in collaborazione con la Polizia Municipale hanno concluso un'indagine relativa ad un furto commesso ai danni di un esercizio commerciale in corso Colombo a Sestri Levante. I militari hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 41enne straniero residente a Gardona Valtrompia. Questo, insieme ad un altro soggetto rimasto sconosciuto, sarebbe stato individuato quale autore del furto perpetrato all'interno dell'esercizio commerciale. Ed è stato denunciato in stato di libertà il conducente di un autobus, 66enne residente a Vinovo, che nell'effettuare una manovra di sorpasso di una bicicletta con a bordo un'anziana donna, ieri sarebbe stato protagonista di un incidente avvenuto in località Caviborgo a Lavagna alle 10:30 di ieri mattina. Durante appunto la manovra l'uomo travolgeva l'anziana donna a bordo appunto della bicicletta, che una volta caduta a terra è stata schiacciata con il pneumatico anteriore destro, provocandole lo schiacciamento dell'arto superiore sinistro. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale 118, trasportata all'ospedale San Martino di Genova, dove è ricoverata in prognosi riservata, tuttavia non è in pericolo di vita. Apriamo ora la pagina sportiva con un nuovo acquisto per quanto riguarda la Lavagnese Calcio. Ha tesserato per la prossima stagione sportiva Matteo Saccà, esterno ambidestro di grandi doti tecniche, nato a Firenze il 19 marzo del 1994. Lo vediamo in questa foto insieme al presidente della Lavagnese Stefano Compagnoni. Matteo ha maturato esperienza calcistica con la Primavera dell'Empoli, dove in 2 stagioni ha collezionato 42 presenze e 6 reti, successivamente è stato giocatore nella Pistoiese, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Rignanese, Mezzolara e infine Savona in Serie D con 17 presenze e 4 reti. 7ª edizione per Fontanabuona senza frontiere, ieri sera la finalissima allo stadio di Ferrada di Moconesi. Anche quest'anno 16 comuni dell'entroterra e della costa si sono sfidati per 3 giorni in questa località Moconesi, comune che rappresenta la Liguria nelle edizioni di Italia Gioca e che ha vinto sia nel 2013 a Parma sia nel 2015 a San Felice Circeo. Per gli spettatori è stata un'occasione per divertirsi e fare beneficenza a favore degli asili parrocchiali di
Gattorna e Ferrada e per la Croce Rossa di Gattorna. Sono stati raccolti nel corso dei 3 giorni oltre 2.500 euro che saranno devoluti a questi enti. I giochi, tra cui la corsa con i sacchi, la carriola umana, ma anche molti giochi acquatici, sono stati l'insegna del divertimento, dell'agonismo e del fair play ed hanno visto la vittoria del comune di Sori, che ha trionfato nella finale di ieri sera con 64 punti, strappando il titolo di campioni in carica a Cogorno, arrivati secondi con 52 punti. Vediamo alcune immagini di Giancarlo Aurora, questa sera un servizio più approfondito. Ora torniamo in Riviera, a Chiavari, sul piazzale della chiesa di San Giacomo di Rupinaro, dove è in corso l'allestimento in vista della 27esima edizione della Capponada. Siamo arrivati all'appuntamento della Capponada, questa mattina i primi interventi, come sta procedendo la macchina organizzativa? È già un po' che si è messa in moto perché la burocrazia purtroppo è tantissima, adesso è la fase operativa e cominciamo con il montaggio della struttura che il Comune gentilmente tutti gli anni ci mette a disposizione e poi tutte le altre premesse per andare avanti con tutte le strutture. Piatto forte sarà la Capponada, quanto prevedete di riuscire a realizzarne? Ma tutti gli anni c'è sempre un'escalation, ormai abbiamo passato in migliaia di porzioni e quindi speriamo di mantenere le posizioni degli anni passati. Vi danno una mano anche i giovani qua dalla parrocchia? Per fortuna abbiamo un grosso aiuto da parte loro, che quello è fondamentale per l'evento, è una nota di gioventù è una delle cose, una componenti più belle dell'evento. Come è partita questa idea, questa sagra? Ma dovessi dire di preciso non lo so, ma è stata un'iniziativa di questo gruppo di amici che ha pensato di fare qualcosa per il quartiere e per solidarietà. E quindi da lì, da poco, siamo arrivati a avere oggi delle migliaia di porzioni. Quindi l'appuntamento, lo diciamo per i telespettatori, è nella centralissima piazza davanti alla chiesa di San Giacomo di Rupinaro. In che giorni? Da venerdì, sabato e domenica sera. Anche chi si trovasse a passare qua per caso si può fermare? Certamente sarà ben accolto. Abbiamo una struttura quindi che in caso malaugurato di pioggerelle siamo al coperto. Allora buon lavoro. Grazie tante, grazie. E nell'ambito della 27esima sagra della Capponada, domenica alle 20 sarà presentata in piazza San Giacomo a Rupinaro, a Chiavari, la stagione sportiva 2018-2019 dell'associazione Rupinaro Sport. In passerella dalla prima squadra al settore giovanile con giocatori e staff. Tra le novità l'allenatore della prima squadra Roberto Copello, mentre gli juniores saranno affidati a Nicolò Scarlassetta. Andrea Barbetti sarà l'allenatore della leva esordienti misti. Sarà inoltre annunciata la nascita del sito internet. Con questa notizia si conclude questa edizione del telegiornale. L'informazione di Telepace torna questa sera alle 19:15, alle 20:30 e alle 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.